Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto nel titolo, oggi parleremo dei narcisisti, le strategie e il loro silenzio strategico per dominare le persone e le prede che praticamente passano sotto le loro sgrinfie. Ma prima di iniziare questa pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove a lunedì sera, ormai sapete che alle 20:30 il Hildegarda Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito. Se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Bene, parliamo un po' di questa tipologia di personaggi che vivono alle spalle praticamente delle donne. Il narcisista colpisce la vostra autostima e vuole distruggerla, quindi bisogna sempre stare attenti a, come si suol dire, dare la spalla ai narcisisti. E dove colpiscono? Nella vostra autostima, quindi bisogna sempre rafforzare la vostra stima, non bisogna mai abbassare la guardia, mai dire niente di voi, e non prendere mai per oro colato quello che vi dicono, perché mentirà sempre, il suo mentire è la sua vita. Quindi un narcisista fondamentalmente del proprio compagno o propria compagna non interessa niente, ha solo una facciata e quello che voi vedete è solo una facciata di parvenza, tutto il resto è una bugia. Quindi non ditegli mai niente di voi, perché la userà sempre per ricattarvi appena potrà. Quindi una persona narcisista, quando vi pizzica, voi praticamente, se gli lasciate spazio e gli raccontate qualcosa di voi, qualcosa di veramente importante di voi, lui la userà sicuramente appena potrà contro di voi per schiavizzarvi, per soggiogarvi. Quindi dovete essere molto prudenti a raccontare i fatti vostri e non dovete assolutamente accettare i suoi atteggiamenti, non dovete corrergli dietro, perché fate solamente il suo gioco. Quindi un narcisista non cambierà mai, non illudetevi, piuttosto si dilanierà, ma non vi lascerà mai uno spazio nella sua vita, anzi farà di tutto per soggiogarvi con i suoi metodi subdoli. Quindi, cari amici o cari amiche, non dovete mai raccontare niente di vostro profondo al narcisista, perché quando lui potrà lo userà per soggiogarvi. Quindi non dovete mai credere a quello che fa un narcisista. Sono personaggi subdoli. Quindi il vostro Marietto cosa vi propone? Vi propone, come ho già detto in altre pillole, di seguire la pillola del Marietto 14. La pillola Marietto 14 sulla lezione di radioestesia basic, in cui metto, come si suol dire, a disposizione di tutti la possibilità di tagliare questi legami insani e parassitari che si trovano spesso nei social. Poi sono astutissimi perché usano i social come un'arma, praticamente riescono a gestire benissimo i social, sanno come prendere le persone magari con il lato emotivo molto forte, sanno come soggiogare, perché tutto quello che dicono è falsità e bugie, hanno solo una facciata e voi vedete solamente la facciata che loro vogliono farvi vedere. E poi il vostro Marietto, eventualmente, se vi siete lasciati con un narcisista perché a un certo punto non ce l'avete più fatta, vi ha dato anche un'altra pillola, un'altra lezione, la lezione numero 15, in cui c'è un circuito per tagliare le pene d'amore. Quindi, ripeto, avete due possibilità radioniche per alleviare questa sofferenza di avere conosciuto un narcisista, perché fondamentalmente lui vorrà distruggere la vostra autostima. Quindi voi cosa dovete fare? Rafforzare la vostra autostima. Però questo ne parlerò in una prossima pillola in modo dettagliato. Per il momento cerchiamo di mettere qualche ceroto, e quindi la prima cosa da fare è tagliare i ponti, e quindi il vostro Marietto vi consiglia la lezione basic di radioestesia numero 14, dove c'è appunto spiegato come poter utilizzare un circuito per tagliare questi legami parassitari e insani. E se siete ancora un attimino ferita da questa relazione, da questa conoscenza, il Marietto ha messo anche la lezione numero 15, in cui c'è un circuito per alleviare le pene d'amore. Bene cari amici,
Anche oggi il vostro Marietto vi lascia questa pillola. Vi ringrazio di avermi seguito fino qui, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!